La neve caduta nelle prealpi venete ha imbiancato anche le montagne del Vicentino in questo scorcio di primavera 2024. Dopo un anticipo d'estate, le temperature sono improvvisamente crollate nel fine settimana. Meno 3 gradi a Cima Grappa, colpita da una vera e propria bufera di neve che ha coperto con il suo manto spesso alcuni centimetri anche la piatta e il centro di Campo d'Albero, di Durlo e la zona del rifugio gingerino di Montefalcone a Recoaro. Un abbassamento repentino e straordinario delle temperature a quota 600-800 metri che ha portato ripercussioni anche a valle, dove si sono registrate minime poco sopra lo zero, ben al di sotto della media stagionale. Per questo il Comune di Vicenza ha emesso un'ordinanza che consente l'accensione degli impianti di riscaldamento, una deroga alla normativa di risparmio energetico che resterà in vigore fino al 1° maggio. Gli impianti potranno funzionare fino a 7 ore, tra le 5 del mattino e le 23.